Oggi è venerdì 9 aprile 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. «9 aprile 1967. Negli Stati Uniti il Boeing 737, con ai comandi i piloti Brian Weigel e Lew Wallick, compie il suo primo volo di collaudo. È concepito come aereo di linea bireattore da utilizzare per le rotte a breve e a medio raggio. Originariamente sviluppato come un bimotore a basso costo, ma con il tempo e il favore incontrato presso le varie compagnie aeree diviene molto diffuso, fino ad essere oggi l'aereo commerciale più venduto al mondo. Il 10.000° esemplare è stato acquistato nel luglio del 2012. Il primo esemplare è entrato in servizio nel 1968 con la compagnia tedesca Lufthansa. Ad oggi conta una decina di modelli. Nella versione passeggeri può ospitarne un numero variabile fra gli 85 e i 215. Ne esistono anche versioni per il trasporto merci e vari modelli utilizzati a scopo militare. La fusoliera più larga dei concorrenti è al momento del lancio una delle componenti fondamentali per il successo del nuovo aereo. Permette infatti di avere file di 6 passeggeri invece dei 5 che possono ospitare gli aeromobili concorrenti. Originariamente la fusoliera è costruita nello stabilimento della Boeing a Wichita, in Kansas. Una volta realizzata, viene trasportata per essere assemblata con carrello ed ali. Poi vengono installati motori e avionica. Dopo i primi 271 esemplari, la produzione è spostata a Renton, nello stato di Washington. In quella città la Boeing aveva impiantato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, una fabbrica per la costruzione delle superfortezze volanti B-29. La decisione di aprire la fabbrica ha portato lavoro e come conseguenza un aumento consistente della popolazione di Renton, che oggi conta circa 84.000 abitanti. A incrementarne anche le presenze di turisti sono le visite degli appassionati al cimitero di Greenwood, che ospita il memoriale di Jimi Hendrix, dove riposano le spoglie del celebre musicista che, secondo la classifica stilata nel 2011 dalla rivista Rolling Stone, è stato il più grande chitarrista di tutti i tempi. E che, per casualità della sorte che lo lega alla città dell'aereo più diffusa al mondo, iniziò la sua carriera tornando da un periodo di arruolamento militare nella 101ª divisione aviotrasportata.